Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Con questa serata si concludono gli appuntamenti delle dirette della sottoscritta per questa settimana. Tornerò lunedì sera, sì vabbè, Pasquetta, ma ci sarò lo stesso, ci sono sempre per voi, dunque tornerò lunedì sera. Ma questa sera appunto abbiamo una mezz'ora di tempo che godremo e trascorreremo insieme. Sono qui dunque per rispondere alle vostre domande, ovviamente una domanda a ciascuno in ordine di arrivo e dentro il tempo della diretta. Dunque mi raccomando, scrivete subito la vostra domanda così che non venga purtroppo magari lasciata inevasa. Allora, vi ricordo però come scrivere la domanda, perché ogni operatore, ogni, diciamo così, tarologo o esperto di lettura, insomma, di questi strumenti di divinazione ha le sue richieste, io ho le mie, mi occorre potermi sintonizzare sulla vostra scia energetica e dunque ho bisogno del vostro nome e della vostra data di nascita, una domanda precisa, dunque ricordatevi che questi mezzi di divinazione comunque rispondono alla lettera e la chiave di interpretazione per appunto individuare il senso della stesa è nella domanda, dunque maggiore chiarezza c'è nella domanda, maggiore chiarezza si individua nella risposta o precisione, insomma. Mi raccomando, se volete sapere su qualcuno che vi sta a cuore, dovete scrivere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Io lo ripeto sempre perché anche se molti mi seguono da tempo e mi conoscono già, passeranno probabilmente di qui e da questo canale e dalle mie dirette anche persone nuove e dunque è giusto che sappiano cosa mi aspetto da loro e quello che metto a disposizione in queste serate. Bene, detto questo vi ricordo velocemente alcune cose. Il Marietto Veneziano ed io siamo disponibili per consulti privati a pagamento, il prezzo di un consulto è 20 euro e la durata di un consulto è 45 minuti, dunque se vi interessa un approfondimento, se avete più domande che vi stanno a cuore o bisogno di maggiore chiarezza, qualunque sia la motivazione, non rispondiamo solo per l'amore o per il lavoro, ma in privato anche per molti altri argomenti, dunque non esitate a contattarci in privato. E ovviamente siamo disponibili non soltanto sui nostri canali YouTube, per quanti non sapessero e non conoscessero il Marietto Veneziano, vi invito a cercare il suo canale YouTube che si chiama proprio Marietto Veneziano, dove troverete molte condivisioni, molti video che il Marietto ha fatto per spiegare appunto radiestesia, radionica e per raccontare le sue esperienze nell'esoterismo e ovviamente per trasmettere anche gli insegnamenti. Non solo, siamo anche online attraverso i gruppi Facebook, dunque ci trovate su Facebook sia con i nostri profili Facebook, dunque il De Garda e il profilo del Marietto Veneziano, ma anche in alcuni gruppi, come ad esempio i Casti Sacerdotali, che è un gruppo maggiormente dedicato alla Cabala, e il gruppo Radiestesia Radionica, Tarologia ed Ermetismo. Dunque cercateci che siamo lì. E poi, non ultimo, anzi direi che ormai è un baluardo per la radionica in Italia, c'è il sito www.ilcapitano.altervista.org dal quale potrete scaricare moltissime dispense dove sono raccolti i circuiti radionici per qualsiasi esigenza ed evenienza. Vi ricordo che i circuiti sono spiegati molto brevemente nelle dispense, troverete sicuramente nei nostri canali YouTube, se cercate nelle playlist di video raccolti per il tema radionica e radiestesia, sicuramente troverete molti approfondimenti, ma restiamo comunque a disposizione per insegnamenti privati che hanno comunque il costo di un consulto. Bene. Detto questo, direi di cominciare a salutare gli amici che sono collegati, vedo che c'è già un po' di movimento, vedo dei saluti, dunque mi precipito a salutarvi. Buonasera Maria, buonasera Noemi, buonasera Stella, buonasera Marina,
buonasera Antonio, buonasera Emiliana. Selli ti ho già salutato? No, buonasera Selli, buonasera Chiara, buonasera Michelle, buonasera Barbara, buonasera Rossella, buonasera Speedy, buonasera Santina, buonasera Elisa, buonasera Lino, buonasera Italia, buonasera Cira, buonasera Patricia, dal Messico, hola, che piacere, e buonasera anche a Federica che si è collegata proprio adesso in questo momento. Benissimo, ovviamente se si aggiungerà qualcun altro lo saluterò cammin facendo, intanto direi di cominciare a rispondere alle domande. La prima è di Noemi, 24 dicembre 2000, vorrei sapere se Nicola, 29 settembre del 2000, ritornerà da me e faremo pace. Vediamo un po' se torna Nicola da Noemi. Vediamo cosa succederà fra poi. E speriamo in bene. Mentre mescolavo si è girata questa carta. Dispiacere piangi, gioia mia mi dispiace. Allora aspetta, vediamo un po'. Ascolta, qui c'è una nemica e dunque quando compare questa carta qualcuno ha colpito le spalle, qualcuno ha fatto un danno, forse con le chiacchiere, forse mettendoci becco, in ogni caso qualcosa è venuto a portare disarmonia in questo, nel vostro sodalizio. Vediamo un po' di capire. Ah, non si vede niente, ok. Allora, ascolta. Beh, io vedo nella linea del passato, devo dirti che mi sembra che comunque le cose andassero abbastanza bene, però non ti nascondo che è possibile che già nel passato fra voi o comunque verso di voi ci fossero attenzioni anche di altre persone, perché come vedi sì, c'è l'interessamento, l'innamoramento, l'attrazione, però ci sono anche flirt, competizioni, dunque rivali, in qualche modo anche se non si parla di un tradimento o comunque di un qualcosa che poi crea un vero pericolo, si vede già qualche movimento, ok? Però io penso che secondo me, anche se tu ti aspetti che succeda qualcosa e lo desideri, effettivamente molto presto, io lo vedo tornare presto, vedi, questa è la carta del ritorno, dunque è già nella linea del presente, pur essendo l'ultima carta di questa linea, è comunque qualcosa di abbastanza imminente, però da quello che vedo, militare, fortuna e falsità, indica che lui non si fa scappare alcune occasioni o che comunque ci sono dei segreti, delle cose che lui nasconde e dunque avverranno delle altre circostanze che probabilmente creeranno un po', metteranno un po' alla prova ancora. Dunque io lo vedo tornare, però vedo anche che la fiducia che tu hai nei confronti di lui è altalenante, è un po' come se nonostante alcune situazioni un pochino tu abbia nostalgia di come eravate in passato. Ok? Ed è comunque possibile che nonostante il ritorno nell'immediato probabilmente si creeranno delle situazioni ambigue o poco chiare, dunque è possibile anche che in questa situazione rientri una ragazza un pochino più giovane di te. Dunque, vediamo un pochettino l'esito. In ogni caso direi che in questo momento, vedi, di nuovo si è presentata la carta che involontariamente si è girata mentre mescolavo.
e dunque in questo momento è normale, corrisponde a come ti senti tu per ora. Dunque questa situazione ovviamente ti fa soffrire e per un po' devo dire che la cosa sembra un po' ferma. Tu sembra che te la trascini nel tempo questo dispiacere e forse ti dai delle colpe. Non so bene in che modo, però probabilmente senti di pagare il prezzo di qualcosa. Comunque penso che con Donna di servizio vecchia signora le possibilità comunque che le cose si muovano e si mettano al meglio è alta, dunque la possibilità c'è, abbiamo già visto che c'è il ritorno e abbiamo visto che in ogni caso questo comunque è il darsi da fare di una ex. Allora, diciamo che in questo frangente potrebbe anche qualcuno cercare di approfittare, però secondo me comunque la persona per cui hai chiesto, vale a dire per Nicola, direi che dovrebbe ritornare, però non ti garantisco che la situazione durerà poi a lungo, cioè che il vostro ritorno sarà facilissimo, perché secondo me un pochettino di sfiducia si è creata. Andiamo avanti. Vediamo Stella. Allora, vuole sapere se in futuro Giuseppe, 18 luglio 78, cercherà Cinzia 3 dicembre 72. Lui è un ex ma è impegnato. Ok, vediamo se Giuseppe cercherà Cinzia. Pardon. Allora, vediamo un po'. Buonasera Mara, si è aggiunta al... sì, Achille, ciao. Va bene, è venuto a salutare Achille. Ora vai là, dai, vai là. Scusate, piccolo intermezzo. Allora, torniamo alla domanda di Stella, o vale a dire Cinzia, 3 dicembre 72, appunto, vediamo se torna Giuseppe, un ex. Un ex attualmente impegnato. Allora, beh, le sibille in qualche modo ti fanno contenta perché come vedi la carta del ritorno c'è, però l'esito non è proprio il massimo. Dunque diciamo che è possibile che in un qualche modo che però non ha solidità, lui possa tornare. Però l'esito è, insomma, come viene se ne va. Allora, partiamo da questo, dalla linea del passato. Dunque, io vedo che, non so, c'è una donna più giovane nella sua vita e in ogni caso non è che proprio le cose stiano andando benissimo. Dunque, forse lui è anche un po' tentato di sistemare le cose. Non so se è tentato di sistemarle con te o con questa persona. Comunque, non ti nascondo che questa carta a volte indica anche forme di coercizione oppure un senso di abbattimento, di qualcosa che ci rende un po' vulnerabili e sofferenti di fronte a alcune situazioni. Dunque, magari c'è una profonda preoccupazione per qualcosa su cui hanno cercato di porre rimedio. È chiaro che noi stiamo guardando voi due, se lui torna da te, però nel passato recente non vedo questa cosa, lo vedo impelagato con, appunto, lei ha anche detto tu che è impegnato con questa donna. Al presente, guarda, so che il pensiero ti fa soffrire, che tu sei ancora
presa da lui, e parecchio evidentemente, perché, c'è proprio la carta della fedeltà. In fondo tu non l'hai mai veramente dimenticato, c'è ancora un sentimento che sei disposta ad ammettere in qualche modo. Dunque diciamo che, le tue aspettative comunque sembrano avere delle possibilità. Vedi che un po' quello che sogni, quello che desideri, in qualche modo può manifestarsi con un certo grado di soddisfazione, però o perché c'è una distanza di mezzo, o perché è una situazione comunque, mutevole, come dire, non del tutto affidabile, è possibile che comunque, nonostante appunto queste situazioni, mhmm, così, per ora più un desiderio che altro, in futuro effettivamente possano determinare un ritorno. Come vedi, costanza, riunione, amore, sembra proprio che alla lunga la situazione volgerà a tuo favore, però guarda, non mi sento di darti la conferma di un qualcosa che durerà. Cioè il ritorno c'è, e c'è anche la passione, probabilmente anche quella non si è mai spenta del tutto fra voi, però vedi che è proprio un esito, bruttino, nel senso che o lui veramente non sta bene, perché stiam guardando se lui tornerà, giusto? Lui e Giuseppe. Dunque o lui veramente, questo pensiero lo tormenta, nel senso che lui sta probabilmente valutando la situazione, ammalato oltre al fatto che voglio scongiurare che sia così, però mettiamo che possa essere letto alla lettera, l'ammalato può indicare che non sta bene, che c'è qualcosa che non va nella sua vita e che lui sta facendo i conti con qualcosa. Però può anche voler dire che lui, è profondamente indeciso sul da farsi, nei tuoi confronti e che in qualche modo si sia allontanato non senza sofferenza, ma può anche voler dire che lui proprio non sta bene e che in questo momento sta affrontando dei tormenti di qualche tipo. Comunque il viaggio, a meno che non indichi proprio una sua trasferta, un suo trasferimento, uno suo spostamento, un suo viaggio vero e proprio, può indicare che una situazione volge in peggio. Dunque non è che posso dirti che la cosa, anche se tornerà, poi sarà così. Probabilmente lui tornerà, ma non è detto che la cosa poi duri, perché magari non a meno che questa sofferenza non sia perché vorrebbe tornare, a me sembra che il suo ritorno comunque non né sarà duraturo, oppure addirittura può anche essere che questa situazione si riduca a una cosa veramente temporanea o un appagamento che ti proviene, da una sua qualche confessione, da un qualcosa che potrà dirti, ma non è detto che poi faccia un vero ritorno, perché a vedere questo esito, ehm, non ti invito a metterci tutto il cuore. Allora, andiamo avanti. C'è la domanda di Emiliana che chiede: tutti Giuseppe stasera. Mannaggia, questi Giuseppe cosa combinano? Allora, Emilia, 10 maggio del 2001, vorrei sapere se Giuseppe, 25 giugno del 2000, è serio nei miei confronti e se ci sarà qualcosa tra noi. Ok, va bene, vediamo. Giuseppe, 25 giugno del 2000 nei confronti di Emilia, 10 maggio 2001. Allora,
Diciamo che è un momento di grandi scambi telefonici, molto entusiasmo, molto slancio, forse tante cose da fare, tante cose che, pensate di poter condividere, di fare. Comunque c'è qualcosa di positivo al momento. Vediamo un po'. Mh. Allora, beh, sembra che vi siate incontrati, non so se vi siete incontrati durante, non so, una ricorrenza, un compleanno di qualcuno, un momento a casa di amici, non c'è un qualcosa comunque che forse tu aspettavi anche quest'incontro, lo aspettavi di poterlo incontrare e in qualche modo, o è stato organizzato o comunque, sembra che sia positiva la linea del passato e che effettivamente fra voi è nata un'intesa, una complicità. Ehm, diciamo che lui è serio, che più serio della carta del sacerdote non c'è niente, talmente serio che sembra quasi freddo, direi proprio che, le sue intenzioni sono concrete, serie nei tuoi confronti, però non so se lui si è recentemente lasciato con una persona, dunque potrebbe ancora avere qualche strascico, diciamo così, nel momento presente. Comunque, guarda, effettivamente, vedi, qua la situazione sembra poi cambiare, prendere un'altra piega e diventare un pochino così, un pochettino inaffidabile. Cioè lui, parte bene, parte interessato, però, non so se ha proprio intenzioni serissime, okay, dunque la cosa potrebbe cambiare e questo, in qualche modo proprio allontanarvi. Non lo so quanto durerà questa situazione. Dunque sì, lui, flirta, ti ha corteggiato, però non lo so, non guarda anche l'esito, vedi? Amica, dispiacere, donna di servizio, deliranti. Non so se sarà un'amica a venirti a dire qualcosa che ti farà stare male. Comunque ci sono di mezzo molti pettegolezzi e qualcosa che ti verrà riportato probabilmente causerà delle conseguenze. Dunque, ehm, magari verrai a sapere qualcosa che non ti piacerà. Comunque, non so, ecco, è anche probabile che invece quello che ti farà dispiacere è che nel tempo potrebbe anche dirti che lui vuole solo un'amicizia da te. Comunque vedremo, vedremo. Andiamo avanti e rispondo a Sally. Vorrei sapere se ricevo la chiamata per un nuovo lavoro dopo settembre. Federica, 28 settembre del 90. Ok. Vediamo se c'è un nuovo lavoro per Federica. 28 settembre del 90. Dopo settembre, grazie. Vediamo un po'. Allora, beh, sicuramente la cosa ti preoccupa, sei un po'. Potrebbe anche essere, che c'è un'amica preoccupata per te, che magari sta cercando di darti un aiuto. Mamma mia, ma stasera devo dare il Digerselz alle Sibille, deve essergli andata per storto la cena. Allora, ascolta, io qui vedo una proposta per un colloquio nel passato, dunque probabilmente, questa chiamata che aspetti per settembre ha già un inizio o un qualcosa nel passato. Forse ti è stato detto che,
saresti stata chiamata in futuro, oppure già un lavoro che hai fatto. Comunque, in effetti questo colloquio Mh. Ha, portato degli impedimenti, c'è un qualcosa che, non lo so, forse è stato un collega, qualcuno che nel passato non è stato completamente, sincero o trasparente con te. Oppure a seguito di un qualcosa legato a un colloquio, un qualcosa di non positivo, qualcuno ha cercato insieme a te di trovare una soluzione. Guarda, io vedo che, per quanto riguarda la tua domanda dopo settembre, penso che le possibilità ci siano, perché comunque vedi che anche questo è che dovrai incontrare un uomo. Generalmente quando c'è questo per le questioni lavorative, può riguardare un superiore o il titolare addirittura. Dunque è possibile che tu farai il colloquio direttamente col titolare e dovrai spostarti, andare tu verso un posto, non so se è un posto nei pressi del mare o di un lago, di un fiume, comunque è possibile che sia vicino all'acqua e potrebbe dare proprio un avvio a una serie di progetti e di possibilità e di aspirazioni. Dunque, per quanto mi riguarda rispetto alla tua domanda, è possibile che avrai un colloquio di questo tipo, per quanto riguarda, cioè ce n'è già stato uno nel passato e verrai di nuovo richiamata. Dunque, però ci sono delle cose che vedi, è possibile che ti venga detto qualcosa comunque che ti turberà. Magari a dirlo sarà una donna più grande che avrà quest'incarico di comunicarti questo qualcosa, oppure a te dispiacerà di dover parlare con questa donna. Non so perché, magari la conosci già, è qualcuno con cui hai già avuto a che fare, però in effetti ti veicolerà una bella notizia, cioè la notizia della chiamata. Dunque sì, rispetto alla tua domanda, io direi che anche se sempre con, come dire, con delle attese o con delle risposte che devono arrivare, comunque vieni chiamata. Però allora questo potrebbe indicare che sarà per un lavoro a termine, nel senso non a tempo indeterminato, ma con un contratto in scadenza. Allora, l'esito comunque, non è proprio il massimo, dunque ti devi aspettare che, sulle questioni lavorative nell'immediato, ci saranno delle situazioni, di forte stress, di forte emotività che probabilmente sono legate ad un eventuale trasferimento o un cambio che, potrebbe farti sentire in difficoltà o che non sai come affrontare, come se fosse veramente un grosso problema. In ogni caso, probabilmente questa situazione a settembre, come ti ho detto, potrebbe essere, comunque a tempo e non è detto che questa esperienza sia del tutto felice. E mi raccomando, se devi viaggiare per andare al lavoro, con tanto d'occhi, per favore fai attenzione. Ok. Vediamo un po' la prossima domanda ed è la domanda di Michelle, credo, sì. Allora, ho avuto un'udienza in tribunale oggi in cui sono accusata, volevo sapere come andrà per me, 19 ottobre 93. Ti seguo anche da mamma, grazie Michelle. Allora, vediamo un po' come andrà per questa accusa che ha ricevuto Michelle, come andrà il procedimento in tribunale per lei. Grazie. Il taglio direi che è positivo, parla di situazioni comunque
rasserenanti, ed è possibile anche che sia una donna di una certa età poi a darti una mano, magari è una mamma un po' attempata oppure è comunque una signora. Allora, dunque, beh, messaggero, amica, giovane fanciulla, imeneo, stanza, dunque, ehm, beh, l'udienza non sembra essere andata male, perché la linea, ehm, del passato, dunque visto che hai già detto che è già stata fatta quest'udienza, comunque, sembra che l'incontro sia stato favorevole, anche se magari tu eri un po' preoccupata, sei comunque stata ascoltata. Diciamo che, ehm, almeno la mia a vedere così, non so se ti hanno fatto parlare, però comunque sembra che la situazione sia abbastanza tranquilla, almeno in partenza. Guarda, vedovo e falsità, penso che l'accusa sia fondamentalmente ingiusta, cioè, l'accusa che ti hanno fatto, ti dà un senso di impotenza, okay, il fatto che comunque, magari hanno distorto alcune cose, le hanno girate o approfittandosi di un qualcosa che è stato fatto e che poteva essere interpretato nel modo sbagliato. Comunque fondamentalmente questo direi proprio che è un qualcosa di ingiusto. E, comunque vedi che, sembra che tu possa fidarti comunque, che potrai parlare liberamente. Dunque anche tu cogli le opportunità perché, è comunque un qualcosa di positivo. Allora guarda, loro porteranno altre situazioni, avanti, e ti dico che, secondo me ti hanno spiato, ti hanno tenuto d'occhio, hanno registrato delle cose, cioè, sempre con lo scopo di poterle usare, no, in qualche modo contro di te. Però guarda, costante sorpresa, stanza e domestico, scusami, artista e domestico. A me sembra proprio che comunque il tuo avvocato ci sa fare, e dunque vedrai che ti darà una mano, ti sosterrà, e forse a darti una mano sarà anche una persona a te cara, potrebbe essere un amico, potrebbe essere qualcuno che comunque vuole essere d'aiuto. In ogni caso mi sembra abbastanza a posto. Guarda, pensiero, ammalato, lettera e gran signore. È vero che probabilmente ci sarà qualcosa che ti turberà, o a turbarti è come potrai superare questa cosa. Vedi che comunque c'è lo studio di una qualche strategia, oppure sei proprio tu che il pensiero di questa cosa comunque ti affligge. Però lettera e gran signore direi proprio che riceverai una notizia, e oserei dire comunque favorevole, perché il Gran Signore è una carta positiva di qualcuno che, aiuta e che, ci protegge. Dunque, penso che andrà comunque bene per te, ma, è possibile che ci vorrà del tempo, dunque magari in futuro ci sentiremo ancora, E vi ricordo comunque che io sono disponibile anche in privato per consulti, a pagamento del prezzo di 20 €, cioè il costo di 20 €, la durata di 45 minuti. Dunque se vorrete sono comunque a disposizione per altri per gli approfondimenti. Allora vedo che ci sono anche altri amici che si sono collegati, vedo Tatiana, vedo Paola, e dunque, in ogni caso, grazie appunto per la vostra compagnia. Allora, io vi saluto qui per questa sera, anche perché il mio lavoro non è finito, non so quanti si ricordano e sanno
che il venerdì io lo dedico ai lavori di riequilibrio e di pulizia radiestesica, dunque ora il Marietto e io ci dedicheremo a questo, dunque faremo tutti i lavori di riallineamento energetico per le persone che si sono affidate a noi e dunque per questa sera vi ringrazio, vi saluto qui, vi auguro non solo un buon fine settimana ma anche una buona Pasqua, che è il simbolo della rinascita, che ovviamente non può che essere all'inizio della primavera. Dunque con questo vi auguro appunto di rinascere, di aprirvi a una nuova stagione della vita e fatelo sempre concentrandovi su quello che volete, non su quello che non volete, ok? Tutti i giorni, prima di alzarvi dal letto, ricordatevi che oggi sarà una bellissima giornata, oggi è una giornata meravigliosa, ricordatevelo perché più ve lo dite, più si scrive dentro di voi e vi programmate ad avere delle buone giornate. Dunque mi raccomando, lo dico perché visto che si tratta di una rinascita, cominciamo col piede giusto. Grazie a tutti di cuore e buon proseguimento di serata. Noi ci ritroviamo lunedì alle 21:30 sul mio canale YouTube. Buonanotte.